Buon pomeriggio, buon fine settimana ai nostri telespettatori, nuova puntata de Il Punto nell'anteprima. Oggi parleremo di un tema molto importante, cercheremo di spiegare come il governo Meloni vuole riformare la giustizia italiana. Quante volte ne abbiamo parlato durante questa trasmissione di giustizia, molto spesso legata anche ai temi della politica. Adesso cercheremo oggi di capire come funzionerà la nuova riforma della giustizia, quali ambiti investirà, lo faremo con tanti ospiti autorevoli, magistrati, avvocati, con il CSM, quindi insomma una trasmissione di peso, si direbbe in qualche modo. Ma come sempre noi, prima di cominciare a entrare nel vivo e nel tema di oggi, apriamo una parentesi sul racconto della settimana con Totò Calì, che è il vignettista del quotidiano La Sicilia, ormai come dire, per assimilazione anche il nostro vignettista, no? Il vignettista del Punto. Ciao Totò! Ciao, ma come si chiama questo caldo che in questi giorni imperversa? Come si chiama? Diccelo tu, come si chiama? Minosse. Non si chiama Minosse. No, si chiama Polifemo. Polifemo. Perché non fa chiudere occhio. Non fa chiudere un occhio, però. Quindi è così, con un occhio. Allora, Totò, poi tu ti vesti anche di nero, ti metti la maglietta. Guarda che ti guardano tutti e ti ascoltano tutti, Quindi... C'è la maglietta con la lampadina. Con la lampadina, con l'idea vincente. Allora Totò, cominciamo la settimana con le tue vignette. Che succede? Si ritorna, dopo le europee si ritorna... Perché tra riforma della giustizia e presidenzialismo, insomma... Premierato si chiama, premierato. Si è passati subito da Fratelli d'Italia a Parenti Serpenti, insomma. Che sono? Dove vediamo... sono? Questo è il premierato, però. Prima vignetta, vai. Ecco, allora, spiegaci, questa ce la devi spiegare. Pare che in qualche modo faccia perdere un po' di potere al Presidente della Repubblica, insomma, anche che c'entra anche col tema di oggi, che c'entra molto col tema di oggi questa storia del Presidente della Repubblica. Prossima vignetta, quindi questa è la Meloni con Mattarella, il pupo Mattarella, secondo te. Poi questa è l'autonomia differenziata, altre riforme, insomma, approvate in Parlamento. Questi chi sono? Legata alla partita dell'Italia di qualche giorno fa. Ah, la partita dell'Italia. Sto governo è come la nazionale di calcio, sa fare solo delle belle parate. Perché Donnarumma. Insomma. E questi chi sono? Schlein e Conte, no? E Conte. Sono uguali, ma li disegni uguali, hanno lo stesso naso. Ma anche loro sono uguali anche all'opposizione, quindi sono uguali, tutta l'opposizione è uguale. Prossima vignetta. Le altre invece sono sul tema che state per discutere, insomma, i due uomini della strada, che dicono? Che ne pensi della riforma della giustizia? Ambari, in politica devono ancora separare i colpevoli dagli innocenti. E quindi parlano ancora. Guarda, ascoltano tanti magistrati, attenzione, io non le vedo con te queste vignette, lo dico. Io devo stare attento perché avendo una fedina penale pulita, uno sa preoccupare. Prossima vignetta. Allora. Totò, insomma, andiamo avanti. Che c'entrano il gruppo delle mamme? Il gruppo delle mamme. Perché ora ci sono i gruppi delle mamme che sono finiti le scuole, no? E quindi che c'entra con la giustizia? È una metafora. La prof prima ha accusato mia figlia di non studiare e poi l'ha giudicata e le ha lasciato i crediti a settembre. Da finire sta storia che vogliono anche noi che vogliamo anche noi le carriere separate. Ma l'hai scritta tu questa? Sì, l'ho scritto io. Vabbè, le carriere separate, questo è un altro tema, insomma, che affronteremo oggi, la separazione delle carriere tra i magistrati. L'ultima, eccola qua, la separazione giudici e PM. E adesso dove andiamo? C'è il bivio. Adesso dove? Io ho studiato per andare diritto. A sbattere, che è? A sbattere sul palo, che è? Diritto, veramente diritto, un gioco di parole. Diritto, va bene. Allora, era un tema complicato da rendere in vignetta, però ci sei riuscito bene, come sempre. Allora, grazie Totò per essere stato con noi, stiamo quasi per finire. A giugno finiamo, quindi abbiamo l'ultima puntata la settimana prossima e poi ci andiamo a mare. Ti levi sta cravatta e andiamo a mare. Finalmente mi levo sta cravatta, non mi metto il costume e andiamo a mare. Insomma, vediamo, il caldo c'è.
Quindi vediamo se restare a casa con l'aria condizionata o andare a mare si sta più freschi. Va bene Totò, grazie. Ciao. Buona continuazione. Anche a te, ciao ciao. Allora, sigla e poi la puntata di oggi comincia ufficialmente. Bentrovati, ancora buon pomeriggio, cominciamo ufficialmente la nostra trasmissione di oggi. Il punto, oggi ci occuperemo di riforma della giustizia. Vi presento subito gli ospiti. Con me in studio l'avvocato Francesco Antille, presidente della Camera Penale di Catania, in rappresentanza degli avvocati penalisti. Buonasera avvocato, benvenuto, anzi bentornato, perché lei è già stato con noi. Poi abbiamo Giancarlo Cascino, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Catania, benvenuto. Grazie dell'invito. Il professore Felice Giuffrè, componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, benvenuto professore Giuffrè. Grazie, buonasera. E in collegamento abbiamo altri due magistrati, Andrea Reale, che è GIP di Ragusa, ma è anche componente, questo me lo sono scritto perché componente del comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, corretto? Buonasera, grazie. Sì. Corretto, presentazione giusta, no? Giustissima. Meno male, partiamo almeno con le cose giuste. E poi, stesso ruolo, sempre nel comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, c'è anche Antonio Nicastro, che è sostituto procuratore generale, giusto? Sì, presso la Corte d'Appello di Catania. Presso la Corte d'Appello di Catania, sì. Grazie, buonasera. Allora, buonasera anche a lei. Buonasera. Buonasera anche a lei. Allora, avete visto le vignette? Sciogliamo un po' il clima, perché secondo me qui oggi il tema è veramente delicato. Avete visto le vignette, avvocato? L'ha vista? Simpaticissimo. Soprattutto l'ultima, veramente. È simpaticissimo. Cascino. Mi è piaciuta l'ultima. E questa è una sentenza. È una sentenza questa, lo possiamo dire. Allora, cominciamo la trasmissione di oggi. Noi, per introdurre il tema della riforma della giustizia, lo dico a tutti i nostri ospiti, ma soprattutto lo dico ai nostri telespettatori, abbiamo preparato un servizio con la nostra Simona Mazzone e il nostro Ottavio Longo. Abbiamo raccontato in 2 minuti quella che è la riforma della giustizia secondo il governo Meloni, secondo il ministro Nordio, quindi l'abbiamo sintetizzata. Adesso poi voi stesso ci direte se la sintesi è corretta, e discuteremo punto per punto questa riforma che ha fatto un po' discutere, no? ha diviso intanto gli attori della giustizia, perché c'è chi è favorevole ad alcuni punti della riforma, altri sfavorevoli, ma ha anche diviso la politica e l'opinione pubblica in questo caso, perché come sapete quando si parla di giustizia, di magistrati, ormai credo, lo dico, guarda i nostri ospiti, dall'epoca Berlusconi in poi anche la giustizia è diventata argomento di politica. Quindi vediamo il servizio e poi ne discutiamo tutti insieme. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale di riforma della giustizia, che riscrive l'assetto della carriera dei magistrati, il giudizio disciplinare e il governo autonomo della magistratura, prevedendo, in sintesi, la separazione delle carriere, la creazione di 2 CSM e l'istituzione di un'alta corte per i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati. Un provvedimento epocale, lo ha definito il ministro della giustizia Nordio, una riforma necessaria secondo il governo perché il sistema della giustizia italiana funziona molto a rilento rispetto ad altri stati membri in termini di tempi processuali, come evidenzia l'ultima relazione della Commissione europea per l'efficacia della giustizia. Nello specifico, le riforme del sistema giustizia riguardano la giustizia civile, quella penale, l'insolvenza, la giustizia tributaria e la digitalizzazione del sistema giudiziario. Contiene 7 articoli, il più importante dei quali riguarda la separazione delle carriere dei magistrati tra magistratura giudicante, i giudici, e magistratura requirente, i PM. Divisione che si prolunga anche in 2 distinti consigli superiori della magistratura, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Componenti di diritto saranno il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione. Saranno composti 1/3 da membri laici e 2/3 da membri togati, tutti estratti a sorte, attualmente sono 30. Un sorteggio che nelle intenzioni del Ministro della Giustizia serve a superare la divisione in correnti della magistratura. I 2 CSM avranno giurisdizione su
quasi tutti i settori: promozioni, trasferimenti, incarichi, tranne che per i provvedimenti disciplinari. A questo proposito viene introdotta un'alta corte in carica a 4 anni, composta da 15 membri, 3 individuati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte in un elenco di professori universitari di diritto e avvocati, predisposto dal Parlamento. I restanti 9, 6 giudici e 3 PM con almeno 20 anni di esperienza, verranno scelti con sorteggio, secondo lo stesso metodo. Anche se l'iter parlamentare si annuncia piuttosto complesso, il governo va avanti in una iniziativa che ha spaccato in 2 l'opinione degli addetti ai lavori, con l'Associazione Nazionale Magistrati che esprime un parere fortemente contrario. La separazione delle carriere di PM e giudici non deve essere realizzata, dicono, annunciando scioperi e mobilitazioni. E questo è quello che dovrebbe essere la riforma. Poi ci saranno i passaggi, modificando la Costituzione, insomma ci saranno anche passaggi parlamentari, quindi insomma è ancora un iter in corsa in questo caso. Allora, parlo subito con la professora Felice Giuffre, il Consiglio Superiore della Magistratura. Intanto, qual è la ratio di questa riforma? Sì, diciamo che la ratio della riforma è quella di adeguare l'assetto costituzionale della magistratura alla riforma del Codice di procedura penale, che è già stata approvata nel 1988-89 con il superamento del Codice di procedura penale di carattere inquisitorio e l'introduzione del sistema accusatorio. Che differenza c'è fra il sistema inquisitorio e il sistema accusatorio? Nel sistema inquisitorio vi è una tesi, che è quella dell'accusa, che poi deve essere smontata in giudizio dall'accusato, dall'imputato. Nel processo accusatorio invece la prova, e quindi l'accusa, si deve formare in contraddittorio nel giudizio davanti a un giudice terzo ed imparziale. E quando è stata approvata la Costituzione avevamo un codice di procedura penale di carattere inquisitorio, che era coerente rispetto al modello dello Stato liberale ottocentesco prima e dello Stato autoritario dopo. Il processo accusatorio invece è un sistema processuale più coerente, senza dubbio più coerente, con un modello di Stato liberal democratico quale è il nostro. La Costituzione evidentemente scontava il retaggio di un codice di procedura penale che apparteneva ad un'epoca profondamente diversa. Con questa riforma costituzionale si completa un percorso che già è avviato dal 1988-89. Allora, mi guardo subito gli ospiti collegati, che sono 2 magistrati. Cosa c'è, diciamo, che non funziona, diciamo, nel ragionamento diciamo, introduttivo del professore Felice Giuffre? Di Castro. Nuovamente buonasera. Io ho sentito e ascoltato con assoluto interesse le parole e le argomentazioni del consigliere Giuffre, del professore Giuffre, e io ritengo che la prospettazione da lui offerta ci sconta un problema di fondo. Di Castro, scusi se la interrompo, le chiedo di accentrarsi con l'inquadratura, se no non possiamo metterla nei riquadri con gli altri ospiti, quindi questo è, come dire, un escamotage televisivo, però le chiedo anche di alzare un po' il tono della voce, così la sentono meglio anche i nostri telespettatori. Sì, dicevo che la prospettazione del professore Giuffre sconta un equivoco di fondo, a mio modestissimo avviso, perché la riforma della giustizia, o sedicente tale, non è una riforma della giustizia, ma è una riforma della magistratura, perché ipotizzare che l'attuale assetto non sia conforme a Costituzione, a mio avviso, paga un salto logico dettato dal fatto che il PM si nutre di Costituzione, il PM è in Costituzione, il PM vive di giurisdizione. Il PM trae la stessa linfa del giudice nel valutare gli elementi di prova da offrire allo stesso giudice. Quindi diciamo che più che una riforma della giustizia, della quale secondo me non si sentiva assolutamente bisogno, è una riforma della magistratura, perché si vuole, vi è il celato ma poi non tanto intento di provare a mettere sotto controllo la magistratura stessa. Non solo,
il PM, ma quello che è più preoccupante, e lo dico da pubblico ministero, il giudice. E questo è l'equivoco di fondo che nel dibattito deve emergere, il dibattito che ci impegnerà in questi 2 anni, in questo tempo necessario affinché appunto la riforma veda la luce, e che vedrà la ANM impegnata con ogni forza nel far emergere queste contraddizioni. Reale, prego. Sì, anche io vorrei aggiungere qualcosa a quello che ha detto il collega Ingasi. Di quello che ha detto il professore Giuffre in realtà è sacrosanto e i principi assolutamente corretti, quelli del principio accusatorio e della riforma che la Costituzione in qualche modo ha aggiornato anche con la legge sul giusto processo e dopo l'introduzione del codice di procedura penale Vassalli. C'è però da dire, aggiungerei a quello che ha detto il professore, che ci sono state anche tante altre riforme successivamente, e soprattutto in materia di ordinamento giudiziario, che hanno già separato di fatto le funzioni inquirenti da quelle giudicanti, e che oggi per un magistrato della giudicante, come per esempio chi vi parla, risulterebbe praticamente, non dico impossibile, ma dovrebbe totalmente cambiare le proprie abitudini e le proprie, come posso dire, status soggettivo, ove volesse intraprendere anche funzioni inquirenti. E questo è stato un percorso che dal 2006 ha visto continue condizioni di peggioramento nella possibilità del transito da una carriera, tra virgolette, tra una funzione, preferisco dire, ad un'altra. Questo è quello che invece va anche detto, e per il quale una netta separazione come quella che oggi il governo cerca di intraprendere ha tutto il sentore di una volontà politica di controllare ulteriormente quello che è l'esercizio dell'azione penale. Aggiungo ulteriormente che anche dal punto di vista dei poteri del pubblico ministero, del singolo pubblico ministero, in questi ultimi anni si è assolutamente, per così dire, affievolito quel potere diffuso che la Costituzione aveva posto in capo a ciascun pubblico ministero, e oggi invece la fortissima gerarchizzazione della procura pone l'esercizio dell'azione penale soltanto in capo ai singoli pubblici ministeri, ai singoli procuratori. Oggi la scelta dei procuratori avviene da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, e sappiamo già bene quante altre influenze e interferenze già possono esserci dentro il Consiglio Superiore della Magistratura. Immaginare che adesso ci siano 2 consigli superiori e che in generale l'attività e la funzione del pubblico ministero possa essere demandata ad un altro organo di governo autonomo con l'attuale assetto dell'ufficio requirente vorrebbe dire consegnare direttamente, a nostro modo di vedere, quella che è l'attività del pubblico ministero, che è un controllo di legalità nell'interesse di tutti i cittadini, anche e soprattutto ad una sorta di interferenza molto forte della politica, piuttosto che appunto invece là sì che verrebbero violati i principi di autonomia e di indipendenza della magistratura, anche in Firenze. Cascino, continuo il giro di opinione, il primo giro di opinioni, insomma, su questo. Grazie. Beh, innanzitutto il passaggio inquirente accusatorio si è potuto fare a Costituzione invariata, adesso per passare dalla separazione delle funzioni, posso dire che cos'è, alla separazione delle carriere bisogna cambiare la Costituzione, prima notazione. Seconda notazione, io parto dal servizio invece proposto all'inizio. Questo servizio ha fatto passare un messaggio non correttissimo, cioè il malessere della giustizia, quindi riforma della giustizia. E il collega Nicastro ha parlato invece di riforma della magistratura, che è la reale anima di questo progetto di riforma. In realtà i problemi della giustizia sono ben altri. Sono i tempi della giustizia. Parlava il servizio, però, insomma. Ne parlava. Il problema è che questa riforma non c'entra niente con i tempi della giustizia, con il possibile evitamento di errori giudiziari, non incide assolutamente sulle risorse anche amministrative, solo grazie alle quali una giustizia può funzionare. La separazione delle carriere non incide in alcun modo su questi che sono i mali della giustizia. Noi abbiamo oggi una giustizia, facendo un parallelo come dire, medico, da malato da pronto soccorso,
Qua si vuole invece valutare una cura iperspecialistica di un reparto, forse geriatrico mi verrebbe da dire, che non è assolutamente quello che serve in questo momento. Ripeto, l'ottica di questa riforma è politica, non è sostanziale, non risolve in alcun modo i problemi della giustizia, che sono, ripeto, tempi della giustizia, celebrazione dei processi e, se vogliamo parlare, anche posizioni di parità nei giudizi, nella celebrazione degli stessi dinanzi ai giudici terzi e imparziali, che non sono pregiudicati dalla presenza di un pubblico ministero che fa parte della stessa carriera. Quindi c'è un po' quello che abbiamo detto all'inizio, diciamo, con una premessa che era quella di mettere, diciamo, di politicizzare anche, come dire, la parte della magistratura ormai da, possiamo dire, un trentennio. Però in realtà insomma, è vero questo, diciamo, è vero quello che avete detto voi. Poi ai cittadini, insomma, il dibattito, diciamo, sulle vostre carriere interne interessa poco, se non appunto quando investe l'opinione pubblica. È vero che i cittadini, come diceva lei, hanno, come dire, il problema della giustizia nella sua lentezza, cioè vediamo ogni giorno, siamo noi i primi a raccontare un numero di casi incredibili, processi che vanno in prescrizione perché non si, qua guardo l'avvocato Antille, che vanno in prescrizione perché non si riescono a celebrare, un numero enorme anche di, come dire, di condanne ingiuste, no? In qualche modo, che poi come dire, vengono riabilitate solo dopo tanti anni. Abbiamo osservato, guarda, io stesso sono stato recentemente a Caltanissetta nel processo del depistaggio e c'era quel povero diciamo, condannato che ha fatto il carcere per 18 anni per poi uscire completamente innocente. E quindi il tema è ampio, ovviamente. Io, diciamo, da laico in questo caso, non so se questa riforma incide e incide in modo deciso anche su questo aspetto. Avvocato Antille. Ma io dico subito che la legge non è altro che una regola sociale e come tale già di per sé stessa deve essere rispettata, perché è espressione di una volontà parlamentare, comunque espressione della democrazia reale. Noi dobbiamo abituarci per un attimo a disconoscere i principi di quella che è stata la democrazia giudiziaria, soprattutto dai tempi di Mani Pulite ad oggi, laddove si è confuso anche il concetto di potere, perché la magistratura indubbiamente ha occupato uno spazio che invece competeva, a mio avviso, esclusivamente alla politica. Ma dico, al di là di questo, oggi il cittadino, ed è questo quello che l'avvocatura oggi reclama, vorrebbe potersi trovare dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale, laddove la formazione di questo giudice, che sia requirente e dunque diverso dal decidente, abbia connotazioni e qualità sicuramente proprie, anzi con accrescimento delle sue professionalità. E dico subito perché, perché i cittadini debbono sapere la verità. Il comitato tecnico che ha varato il testo di riforma è essenzialmente composto da magistrati, oltre che da professori universitari, in gran prevalenza. Dalla lettura delle schede che poc'anzi è stata fatta in questa sede, possiamo rivedere, certo, risulta che la maggioranza ai fini decisori, nei momenti clou anche dell'aspetto disciplinare, compete ai magistrati. Quindi non vedo pregiudizio per questo profilo. Terzo, il cittadino dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale potrà essere solo garantito. Quarto, aspetti, avvocato, le rimettiamo in grafica le schede, esatto, diciamo, le che schede, sintetizzano ecco, la riforma della giustizia, anche nella guardiamola suddivisione. bene, perché dico, ecco, guardiamola bene, guardiamo bene l'ipotesi anche del procedimento disciplinare. Sono 9 i componenti che si occupano, magistrati, che si occupano della grafica successiva, ecco, cioè, la grafica successiva, la scheda successiva, esatto, che sintetizza meglio, diciamo, ecco, i punti. Quindi un terzo diceva di componenti laici. Guardiamo bene, sono 2/3 sono anche su questa storia, no? Guardo tutti i miei ospiti, su questa storia dell'estrazione a sorte c'è stato un po' di... L'estrazione a sorte è una forma di garanzia per certi aspetti, per altri potrebbe non sembrarlo, però dico, è questa la ragione che ha animato la battaglia dell'avvocatura
E devo anche dire che sono parecchi magistrati che condividono l'ipotesi della separazione delle carriere. In Sicilia, cito un caso nazionale, il dottore Bono ha pubblicato un libro, Meglio separate, dove ha rivendicato il primato intellettuale e giuridico della separazione delle carriere. È un sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta. E attenzione, Giovanni Falcone, in una nota intervista, come tutti sanno, aveva quasi puntualizzato dibattuto anche su questo, perché, ma aveva puntualizzato, perché è un'interpretazione delle parole di Falcone. Ma aveva puntualizzato con la sua intelligenza dicendo: guardate che non è un male se formiamo due momenti diversi. Naturalmente questo passa dal vaglio del Parlamento, c'è un'architettura costituzionale da rispettare, sicuramente dovrà avvenire in questo modo. Però il dibattito, a mio avviso, merita considerazione, perché bisogna per un attimo eliminare i pregiudizi che lo hanno animato sino ad ora. Se riuscissimo a lavorare sulla realtà dei valori sottesi a questa riforma, probabilmente si darebbe molto di positivo e meno di negativo. Allora, questa a mio avviso è una posizione di buonsenso, ci fermiamo per la pubblicità, vorrei sapere poi al rientro se anche per gli ospiti, soprattutto per i magistrati, questa è una posizione di buonsenso, quella che ha appena esplicato, elencato l'avvocato Antille. Dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Oggi discutiamo, dibattiamo della nuova riforma della giustizia del governo Meloni con tanti ospiti autorevoli, il professore Felice Giuffre, componente laico del CSM, il magistrato Giancarlo Cascino che rappresenta l'Associazione Nazionale Magistrati di Catania, altri due magistrati in collegamento, Andrea Reale e Antonio Nicastro, anche loro componenti importanti del direttivo nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati, e col presidente della Camera Penale di Catania, l'avvocato Francesco Antille, che prima di andare in pubblicità aveva espresso una posizione di buonsenso, no? Cioè discutiamo di questa riforma senza termini preconcetti, senza sentirsi lesi nella loro autonomia, nella loro autorevolezza per quanto riguarda i magistrati e soprattutto nei termini di questa riforma. Avvocato Antille, quindi insomma chiediamo ai magistrati, no, qual è l'approccio in questo caso. Cascino, prego. Sarà che forse non sono stati felici i tempi di questa proposta di riforma costituzionale. Se noi ragioniamo un attimo a quello che è stato il percorso governativo da questo punto di vista, si è passati da una proposta di reclutamenti straordinari nella magistratura, alla proposta di test psicoattitudinali nei confronti dei magistrati, sino alla proposta di riforma costituzionale che riguarda la separazione delle carriere e la riforma del CSM e l'alta corte disciplinare. Si potrebbe immaginare un filo conduttore in tutte queste riforme che una dopo l'altra riguardano la magistratura. Io vorrei dire soltanto una cosa, nel senso che si potrebbe anche vedere un certo pregiudizio negativo nei confronti della magistratura e una disarticolazione del corpo che in questo momento è unico per renderlo, non dico più malleabile, ma forse meno offensivo. Se sicuramente ci sono alcuni magistrati favorevoli alla separazione delle carriere, perché è stato fatto il nome di un caro collega, adesso sostituto procuratore a Caltanissetta, è facile replicare che ci sono degli avvocati contrari alla separazione delle carriere, e il più illustre è l'avvocato Franco Coppi, che in una intervista alla Stampa ha spiegato perché è contrario alla separazione però delle questi carriere. ognuno ha le sue posizioni. Esatto, voglio dire, è un tema questo è il tema, merita il dibattito, non ci avremmo fatto anche noi una trasmissione in questo senso, però capire l'orientamento qual è. Insomma. Però io volevo sottolineare due cose, perché quando io ho cercato di seguire delle trasmissioni dove i leader del governo spiegavano la riforma, devo dire che non l'ho capita. Allora, perché è stato proposto il disegno per aumentare le garanzie dei cittadini. Io vorrei che riuscissimo ognuno dal suo punto di vista a spiegare ai cittadini
che cosa è meglio? Avere un pubblico ministero che viene dal concorso per pubblico ministero per fare quello tutta la vita, o avere un pubblico ministero che ha fatto lo stesso concorso del giudice e che si divide per funzioni? Che cosa è meglio per lui? Un pubblico ministero che deve raccogliere anche le prove a discarico e chiedere l'archiviazione, o un pubblico ministero arroccato per tutta la vita perché la sua carriera è quella sulla pubblica accusa, che diventa spesso un'accusa e basta? In questo momento il sistema non è così, perché il pubblico ministero, adesso non c'è possibilità di dare i numeri, ma le richieste di rinvio a giudizio sono spesso inferiori alle richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, e il pubblico ministero chiede molto spesso l'assoluzione nei dibattimenti. E chiudo, l'avvocato penalista che non disvela una prova a carico del proprio assistito non commette nessun reato. Un avvocato che chiede l'assoluzione del proprio assistito adempie al suo alto mandato. Il pubblico ministero questo non lo può fare, perché se nascondesse delle prove a favore dell'imputato commetterebbe quantomeno un illecito disciplinare, e non possiamo dire che abbiamo la stessa posizione del pubblico ministero e dell'avvocato. L'avvocato difende un cliente, il pubblico ministero non ha un datore di lavoro dietro di lui. La nostra preoccupazione è questo pubblico ministero che si vuole fare uscire dalla magistratura. C'è il rischio che vada a finire in un'altra parte, magari vicino ad un altro dei poteri dello Stato? Sì, però il tema è questo, cioè nessuno discute, come dire, l'etica, ecco, del vostro incarico, perché ci mancherebbe, insomma, noi lo ricordiamo, l'autorità giudiziaria è uno dei tre poteri dello Stato, quindi nessuno certamente discute questo. Il tema è che nel tempo, e qua guardo anche gli altri due magistrati, cioè questo dibattito sulla giustizia si è fortemente caratterizzato anche, diciamo, per voi stessi, cioè nel senso, non so se per merito o per colpa, diciamo, ha assunto anche, come dire, una caratterizzazione in qualche modo, diciamo, di orientamento. Quando si parla delle famose correnti della magistratura, quando si fa riferimento su certe questioni a questa o quella corrente della magistratura, io è la domanda che pongo a voi: non perdete voi stessi, come dire, la vostra autorevolezza, diciamo, nell'espressione della vostra stessa funzione reale e Nicastro? Cioè, non è un mistero che c'è la corrente di destra, la corrente di sinistra, la corrente di centro, che ci si schiera in qualche modo, che per forza di cose, quando si hanno poi questa opinione, si prende anche, come dire, si percorre anche una certa posizione, no? Anche poi nei processi, o no? Questa è la domanda. Assolutamente sì. Posso rispondere? Prego. Con me sfonda una porta aperta, come sanno anche tanti colleghi. Da anni una parte della magistratura associata denuncia il collateralismo politico della magistratura, e non c'è dubbio che si perda di credibilità, di autorevolezza, ma soprattutto del requisito fondamentale dell'imparzialità, quando un magistrato possa essere in qualche modo catalogato in uno schieramento politico di centro, di sinistra o di destra, qualunque esso sia. E purtroppo questo genere di politicizzazione, di orientamento, come posso dire, politico, anche in materia associativa, purtroppo sussiste e da fin troppi anni. E per questo, ed è proprio per cercare di restituire un'immagine di imparzialità e di indipendenza nell'amministrazione della magistratura, che tanti di noi si sforzano da anni di suggerire due rimedi fondamentali. Uno è il sorteggio nella elezione e nella designazione della componente togata del Consiglio Superiore della Magistratura. E su questo, appunto, anche nell'ottica del dibattito e del confronto che penso anche questa trasmissione voglia suggerire, voglio proprio spendere una nota positiva, ecco, del disegno di legge governativo che può essere, diciamo, che è in fase di, come posso dire, di iter
parlamentare che si avvia all'inizio del Quindi è favorevole già al sorteggio, per esempio. Secondo lei il sorteggio è a garanzia, diciamo, di voi magistrati, ma anche ovviamente poi dei cittadini? Assolutamente sì, e le dico che non sono il solo, perché abbiamo anche fatto un referendum a livello associativo che ha consacrato e che ha attestato che oltre il 42% dei colleghi iscritti all'ANM che sono andati a votare in quel referendum, parliamo di 2 anni fa, hanno ritenuto che il sorteggio temperato, che vuol dire sostanzialmente una elezione successiva all'estrazione a sorte di un numero multiplo di candidati al Consiglio Superiore della Magistratura, possa essere un buon sistema di designazione e di individuazione dei componenti. Su questo non può che trovare in me sempre un alleato e un magistrato sicuramente un po' controcorrente, e non nel termine di essere contro le correnti, perché i colleghi delle correnti sanno che abbiamo un ottimo rapporto anche amicale con molti di loro, però sicuramente a livello di Consiglio Superiore, che è un organo tecnico di alta amministrazione, da tanti anni noi riteniamo che il sorteggio aiuterebbe notevolmente a distanziare le correnti dalle forme, diciamo, di governo autonomo della magistratura, piuttosto e purtroppo tante volte arbitrarie o eccessivamente discrezionali, cui abbiamo assistito in questi anni. Nicastro. Sì, innanzitutto, per sgombrare il campo da un equivoco, il collega Bono Gaetano giovedì presenterà il suo libro ad Olbia e ha mutato posizione, perché se noi andiamo a leggere alla fine, come i gialli, cioè alla fine si scopre dalla separazione delle carriere, una riforma per la giustizia, e ci ha inserito un grosso punto interrogativo. Quindi vuol dire che Gaetano qualche problema se l'è posto anche lui, ne dibatterà tra gli altri con l'avvocato Petrelli, che sappiamo essere il presidente delle Camere Penali, ne dibatterà tra gli altri anche con l'onorevole Martelli, che fu il ministro della giustizia che chiamò Falcone al Ministero della Giustizia per dirigere gli affari penali. Le correnti, innanzitutto cosa sono le correnti? Perché forse l'equivoco su cui si gioca, e anche l'amico Andrea spesso gioca, è che il corrente uguale collateralismo politico. La corrente è un centro di elaborazione di pensiero associativo, perché su molte cose non la vediamo nella stessa maniera. Grandi temi, il lavoro, diritto del lavoro, ambiente, immigrazione. Spesso i magistrati riflettono sul punto e non abbiamo tutti le stesse idee. Parlare di collateralismo in questo momento è quanto mai sbagliato, perché la stessa corrente che viene, tra virgolette, etichettata di destra, magistratura indipendente, della quale io non faccio parte, per cui fuori da me qualsiasi tipo di plageria, è una delle correnti più critiche nei confronti di questa riforma. Lei fa parte di qualche corrente, allora, scusi? Io sono al CDC esponente di Unità per la Costituzione. Okay. Quindi che diciamo è la componente di centro in qualche modo, no? Ma centro di cosa? Del dibattito associativo? Ma centro rispetto a cosa? Io non riesco a capire. No, scusi Nicastro, però non è che dobbiamo nasconderci, cioè, voglio dire, faccio l'esempio con la mia categoria, guardi, faccio l'esempio con la mia categoria. È chiaro che si dibatte sui temi più importanti che riguardano la nostra vita pubblica. È chiaro che se io sulla scuola la vedo in un modo, sulla giustizia la vedo in un modo e su un altro tema che può essere il lavoro la vedo in un modo, è chiaro che vengo etichettato come giornalista vicino alla sinistra o giornalista vicino alla destra se esprimo, diciamo, dei punti forti. No, cioè, non mi sembra tanto no, assolutamente, però io scandaloso, ecco, in qualche modo questo concetto. Rispetto a cosa può essere mediazione, ma mediazione sempre rispetto a quel punto di riferimento ai diritti costituzionali. L'esempio immigrazione, tra l'ipotesi cacciamoli tutti e l'ipotesi accogliamoli tutti, la posizione di Unità per la Costituzione è garantiamo a tutti i diritti che la Costituzione prevede. Questo è essere centro o essere rispettosi della Carta Costituzionale? Non lo so. Scusi, ma io faccio un esempio. Tra il magistrato che è andato a fare la manifestazione al porto di Catania, quando ci fu, diciamo, la questione della nave. Perfetto, le rispondo immediatamente. Come si giudica ecco, questa posizione? Ma non è una posizione, diciamo, esplicita in qualche modo. No, premesso che io non sarei andato e non vado a nessuna manifestazione, altro che non siano manifestazioni per la legalità, e quindi tutti i 23 maggio, tutte le manifestazioni a ricordo dei tanti colleghi uccisi, premesso che io non ci sarei andato, però il magistrato è un cittadino e ha diritto a manifestare le proprie idee, sempre che queste idee non si
non si ripercuotono sul proprio lavoro. E come facciamo a controllare il magistrato? Soltanto analizzando la motivazione dei suoi provvedimenti. Lei ha fatto chiaro riferimento alla collega Apostolico, ha adottato un provvedimento. Ha fatto quello più, diciamo, più eclatante, ne potrei fare... anche perché geograficamente più collocato. Pochi non sanno che il provvedimento della collega Apostolico ha trovato la massima conferma anche in sede di Cassazione, per cui forse le idee dell'Apostolico poco hanno influenzato quello che la collega ha ritenuto di scrivere. Felice Giuffre vuole dire un po' di cose, da un po' che mi fa cenno che vuole parlare. Allora, Felice Giuffre. No, per carità. Quindi quando si parla di sorteggio significa... Prego, Giuffre. Di sorteggio significa privare... No, scusi professore, privare di sorteggio significa innanzitutto privare i magistrati di poter farsi rappresentare dai colleghi che ritengono essere in grado di rappresentarli e affidarsi all'ALEA con la possibilità di eleggere al CSM soggetti dei quali non conosciamo il contributo valoriale, non sappiamo come la pensano in tema di ordinamento giudiziario, non sappiamo in che modo possono garantire il rispetto dei diritti ordinamentali e costituzionali della magistratura. Questo un po' mi preoccupa. Ho finito. Grazie Cazzo. Allora, Felice Giuffre. Mi corre l'obbligo di precisare che non è affatto vero che il provvedimento della dottoressa Apostolico è stato confermato in Cassazione. Piuttosto la Corte di Cassazione correttamente ha operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per verificare se la legge italiana, cioè quella norma che prevede la misura fissa della cauzione da versare invece di una cauzione variabile, determinabile a seconda delle condizioni di fatto, sia legittima o meno. La Corte di Cassazione da questo punto di vista ha smentito la possibilità di disapplicare direttamente una norma applicando quello che è un principio della normativa comunitaria. Quindi la Corte di Cassazione ha seguito la strada opposta a quella che è stata seguita a Catania. Quindi questo mi corre l'obbligo di però io non volevo precisare. entrare nello specifico, ho fatto un caso perché era emblematico. Ho capito, ma non si può dire che immagino sia certamente capito, ma la Corte di Cassazione non ha affatto confermato il provvedimento di Catania, anzi ha adottato una tecnica decisoria profondamente diversa e per certi versi opposta. Ovviamente il magistrato può e deve esercitare la libertà di manifestazione del pensiero, la propria libertà di riunione, ma deve sempre salvaguardare quella immagine di equilibrio, di terzietà, se è un magistrato giudicante, che è essenziale per avere che cosa? La fiducia dei cittadini. Il magistrato ha una legittimazione tecnica che si acquisisce per concorso e poi con le valutazioni di professionalità, e quindi fondamento della sua legittimazione, esercitando poteri che incidono in maniera profonda sui diritti dei cittadini, è la fiducia. Se un magistrato si espone fronteggiando magari la polizia in una manifestazione, come dire, abbastanza dura, a mio avviso determina una lesione dell'equilibrio. Non è un caso che la stragrande maggioranza dei magistrati, compreso il dottore Nicastro, non condivide la partecipazione a simili manifestazioni. Comunque, lasciando da parte questa vicenda che si commenta da sé, diciamo, io vorrei porre l'accento su una sulle correnti, è questo che stiamo parlando. Cioè, faccio un'altra precisazione e vengo subito alle correnti. Il dottor Bono, il cui libro ho presentato al Senato insieme ad altri ospiti, in realtà pone una condizione alla sua tesi sulla separazione delle carriere. Qual è questa condizione? Che il pubblico ministero rimanga indipendente. Ora, nelle posizioni dei vari gruppi della magistratura associata e dell'ANM, io ho avuto di dibattere già in queste settimane molte volte col Presidente Santalucia, con i leader delle varie correnti, quasi settimanalmente abbiamo un dibattito, nella posizione dell'ANM e della magistratura associata vi è una petizione di principio, che questa riforma in qualche modo assoggetterebbe o aprirebbe la strada alla sottoposizione del pubblico ministero all'esecutivo.
Questa posizione è una petizione di principio, non c'è scritto da nessuna parte, anzi nel disegno di legge costituzionale che è stato presentato si ribadisce in maniera forte l'autonomia e la indipendenza del pubblico ministero, garantita da un CSM autonomo o da una sezione dello stesso CSM sempre presieduta dal Capo dello Stato e con le medesime proporzioni fra laici e togati che ci sono adesso. Quindi, come dire, la tesi contraria ha il vizio dell'ultrapetizione, afferma una cosa che non esiste nelle carte, non esiste nel disegno di legge. Si ribadisce anzi l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero. Perché? Perché non si deve avere, come si dice anche, la comune cultura della giurisdizione. Questa è la tesi che come dire, fa propendere per l'unicità delle carriere, ma si deve avere la comune cultura del processo, che è un triangolo isoscele, c'è un giudice terzo, un avvocato e una pubblica accusa. Ognuno deve avere la cultura della giurisdizione, del processo, non la comune cultura della giurisdizione genericamente. La cultura del processo appartiene a tutti e tre i lati di questo triangolo isoscele. La cultura della giurisdizione invece viene invocata come una cultura comune fra pubblico ministero e magistrato giudicante. Se ho un altro minuto, prego. Vengo alle correnti. No, alle correnti, perché questa storia lei ce la può raccontare meglio di chiunque altro questa storia, perché all'interno del CSM... Io di professione faccio il costituzionalista, ma ho avuto la fortuna di poter poi verificare dall'interno il funzionamento di un organo che ho tanto studiato dall'esterno, e non è sempre la stessa cosa. Dico una cosa, è vero che le correnti servono. Noi al Consiglio Superiore della Magistratura utilizziamo il regolamento del Senato della Repubblica. Il Consiglio Superiore della Magistratura è una sorta di Parlamento della magistratura. I nostri gruppi, anche topograficamente all'interno del CSM, sono collocati per appartenenza. Al primo piano ci stanno i magistrati di magistratura indipendente, al secondo piano ci stanno i magistrati... Cioè, spieghiamo però ai cittadini, la corrente di destra, sì, diciamo così. Al secondo piano ci stanno i magistrati di area e magistratura democratica e Unicost un po' più collaterali, anche Mirenda, che è lo stesso gruppo, diciamo, del dottore Reale. Al terzo piano ci sta la sala del plenum e poi i laici di destra. Quindi, diciamo, anche dal punto di vista topografico siamo collocati per correnti. Se va al primo piano sa dove sta andando. Ma questo serve. Perché serve? Perché i gruppi poi sono proporzionalmente rappresentati nelle commissioni. Ma dov'è che poi la corrente non è una cosa da preservare? Quando degenera in correntismo, quando nelle valutazioni che poi portano ai voti in commissione e in consiglio sulla scelta dei magistrati non si sta attenti, o non soltanto si sta attenti al profilo del candidato, quanto piuttosto al profilo culturale, chiamiamolo così, del candidato, a prescindere dal fatto che sia associato o meno. Se io faccio la scelta perché devo premiare un magistrato che per esempio appartiene ad uno dei gruppi della magistratura associata, che ha quelle posizioni sulla immigrazione, diciamo, maggiormente aperturiste, o al contrario un magistrato che le ha meno aperturiste, sbaglio, perché non sono questi gli indici che le circolari del CSM e la legge ci impongono. Scusi, professore di Giuffre, per essere ancora più chiari nei confronti dei telespettatori, quando lei dice premiare un magistrato, premiare nel senso quando noi mandarlo da una parte piuttosto che dall'altra, nominarlo ad un ufficio direttivo, per esempio, no? Procura della Repubblica, Procura Generale, Presidente di Tribunale, Presidente di Corte d'Appello, i semidirettivi, no? I Presidenti di sezione. Ovviamente se nelle scelte prevale il profilo culturale, chiamiamolo così, non lo voglio chiamare ideologico, che
che rappresenta la degenerazione della corrente, questo non va. E guardi che soprattutto in passato, ma talvolta ancora oggi, questo profilo emerge. Questa è la ragione per cui anch'io sono per il sorteggio temperato, perché il sorteggio temperato, che non è il sorteggio assoluto tout court, è un metodo altamente democratico che viene... Sì, però diciamo, la riforma prevede il sorteggio secco, diciamo così, però questa è una piattaforma aperta poi al dibattito parlamentare. Ci si può discutere su questo. Anche nella elezione delle commissioni per i concorsi universitari, per tanti anni, ora c'è il sorteggio secco, ma per tanti anni c'era il sorteggio temperato. Noi professori votavamo una lista di possibili commissari di concorso e poi il Ministero fra questi li sorteggiava. È un metodo estremamente democratico. Per fare i commissari, non per fare i professori. Per fare i commissari che devono scegliere i professori. Il CSM che cosa fa? Sceglie per esempio i magistrati che devono occupare i posti direttivi o semidirettivi, tra le altre cose. Cascino, lei la vede un po' che Quindi si sta... è un sistema profondamente democratico e che consentirebbe, a mio avviso, di rompere un po' questo circolo vizioso che danneggia la magistratura. Fra l'altro, chiudo veramente, i cittadini devono sapere che i magistrati che aderiscono alle correnti sono una minoranza rispetto alla stragrande parte della magistratura italiana. La stragrande parte della magistratura italiana non fa politica, fa il suo lavoro in maniera conforme alla legge, in modo imparziale, equilibrato. Poi vi sono alcune minoranze attive che purtroppo, a mio avviso, danneggiano l'immagine di tutta la categoria. Diciamo, il caso Palamara è stato emblematico, no? Sì, ma guardi che il caso Palamara era solo la punta di un iceberg, perché Palamara è quello che ha un po' pagato per tutti, però anche chi... No, nel senso, come struttura. Anche chi non è stato intercettato con il Trojan, perché proprio in quella fase non parlava con Palamara perché c'era un accordo fra due correnti che escludeva le altre due, aveva, le assicuro, gli stessi meccanismi all'interno dei processi decisionali. No, per dire questo, ecco, insomma, gli stessi meccanismi. Allora, andiamo in pubblicità, poi Avvocato Antille vengo da lei e anche ovviamente agli altri magistrati. Pubblicità. Rientriamo in studio, oggi dibattito interessantissimo sulla riforma della giustizia con interlocutori di assoluto livello, qualificatissimi, ve li ripresento, l'Avvocato Antille, Presidente della Camera Penale di Catania, Giancarlo Cascino, Presidente della MN Etnea, il Professore Felice Giuffre, membro laico del CSM e del CSM e altri due magistrati in collegamento, Andrea Reale e Antonio Nicastro, che entrambi fanno parte del comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Avvocato Antille, lei voleva intervenire insomma sulla questione del correntismo. Del correntismo. Allora io distinguerei tra la strumentalizzazione del correntismo cosiddetto dalla ipotesi che la corrente invece sia dialettica espressione di una posizione di opinione o di cultura che va rispettata, anzi rivendico il diritto ai magistrati e agli avvocati, ma dico a tutte le organizzazioni sociali, di poter avere delle correnti, ovvero delle sfumature di pensiero o dei postulati che possono essere condivisi da una minoranza o da una maggioranza. Il problema è diverso per la strumentalizzazione o l'uso politico della corrente. Una magistratura avvilita dal caso Palamara elabora e ricerca una soluzione alternativa, come ad esempio il sorteggio, perché si rende conto che uno dei mali di quella vicenda è stato sicuramente la gestione di certe situazioni e quindi magari si affida ad un metodo, diciamo, più obiettivo. Con un limite che il dottore Nicastro ha voluto sottolineare, ma che io devo dire vorrei contenere. Perché?
perché in verità non è che tra i sorteggianti vi siano uomini e magistrati provenienti dall'iperuranio o da Marte. Il loro background, la loro realtà professionale, il loro valore tecnico ed umano, culturale è sotto gli occhi di tutti. Quindi in fondo si tratterebbe di scegliere, quindi evitando questa sorta di traffico di influenze, lo dico a mo' di battuta, ovviamente su certe nomine, evitando che si arrivi a quelle degenerazioni. Una cosa mi preme sottolineare: in tutta questa vicenda noi dobbiamo porci sempre il problema che il cittadino, che è il vero destinatario del servizio giustizia, l'uomo che formula domanda di giustizia, ha il diritto di trovarsi dinanzi ad una magistratura trasparente, ad una magistratura autonoma. Noi abbiamo dedicato un congresso all'autonomia del giudice. L'anno scorso noi a Catanzaro, quali membri dell'Unione della Camere Penali Italiane, abbiamo dedicato un congresso proprio alla autorevolezza indispensabile dell'autonomia del magistrato, perché quella è una garanzia chiaro, per tutti. perché se si mette in discussione quello diventa certamente. poi si vizia tutto. Nessuno vuol partecipare a processi spettacolo o a processi che sono il simulacro di certe parodie, assolutamente no. Io dico però che oggi il ricercare assieme delle soluzioni praticabili consentirebbe di rispondere a quell'esigenza che il cittadino ha. E lo sa qual è la preoccupazione del cittadino? Io lo dico subito in 2 battute, così comprensibile a tutti. Che in buona sostanza un pubblico ministero vicino di stanza o compagno di cordata del giudice possa in qualche modo questa situazione nuocere alla obiettività e all'assoluta imparzialità della decisione. In fondo la riforma a che cosa mira? Mira a preservare e a valorizzare il concetto di autonomia e di indipendenza. La riforma vuole questo. Non vuole il controllo del giudice, perché il controllo del giudice non servirebbe a nessuno. E comunque posso anche dire che oggigiorno la situazione è molto sicuramente migliorata rispetto al passato, ma merita certamente una evoluzione più positiva. Un'ultimissima considerazione: la giustizia è una parte della nostra collettività, è un momento fondamentale che purtroppo dovrà essere nel tempo progressivamente rivista ancora più profondamente. Noi dobbiamo cominciare a concepire il processo penale, ad esempio, riservato soltanto ai delitti, non alle contravvenzioni. Dobbiamo immaginare che occorre prevedere una riforma del sistema sanzionatorio, dobbiamo immaginare che bisogna ragionare meglio sulle alternative processuali al dibattimento, bisogna lavorare cioè per costruire un modello processuale che sia rispondente alle effettive esigenze della collettività in relazione al primato dei valori che sono in gioco. E su questo punto credo che la magistratura potrebbe, cooperando con l'avvocatura, dare il proprio parere e noi dal nostro canto far sentire la nostra voce. Purtroppo sino ad oggi abbiamo occupato una posizione oggettivamente minoritaria e devo dire quasi marginale. I penalisti, diciamo. E certo, i penalisti non sono stati adeguatamente considerati. È venuto il tempo di cambiare registro e di cooperare assieme per il miglioramento di questo snodo fondamentale della nostra collettività. Ognuno porta acqua ovviamente al proprio mulino. Cascino, prego, cosa vuole aggiungere? Allora, per flash, d'accordissimo con l'avvocato Antille sulle prospettive di possibile riforma su cosa fare transitare come domanda di giustizia penale. Troppi processi, troppi reati, troppe contravvenzioni che sono fanno numero, chiedono tempo, chiedono processi, chiedono sentenze, così non si può andare avanti. Sul discorso sorteggio, facciamola così per esemplificazione, io non sono d'accordo che l'uno vale l'altro e che se un magistrato sa scrivere una sentenza sa anche essere un ottimo componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Sono lavori diversi. Al Consiglio Superiore della Magistratura si lavora su circolari, su profili organizzativi che non sono paragonabili al lavoro del giudice che scrive una sentenza. L'idea che qualunque tipo di magistrato in quanto tale possa essere un componente della magistratura, personalmente non lo condivido, perché non eleveremmo il livello dei componenti.
Sul discorso poi torniamo ancora lì per flash, separazione delle carriere, si è detto al professore Giuffre non ci sarebbe nessun pericolo per l'indipendenza del PM separato. Il problema io però lo vorrei porre da un altro punto di vista. Aumenterebbero le garanzie del giusto processo con un PM separato? Io credo di no, perché avere, e qui torno all'obiezione dell'avvocato Antille, il fatto che il PM venga dalla stessa formazione del giudice è dal mio punto di vista una garanzia, non è un limite. Perché dice riesce a guardare, diciamo, guardi, per fare esempi, più allargato, per fare esempi concreti, io ho fatto per 10 anni il pubblico ministero, per 15 il giudice, per buona parte il giudice di primo grado, adesso giudice di secondo grado. E il mio mestiere è oggi giudicare le sentenze di altri colleghi. Quello è. Trovo estremamente, dal mio punto di vista, fermo restando che posso essere stato un pessimo pubblico ministero e un altrettanto pessimo giudice, però trovarmi in un contesto processuale in cui io conosco il lavoro degli altri, ho fatto anche per 2 anni l'avvocato, ho fatto anche per 1 anno e mezzo l'ufficiale della Guardia di Finanza, avere questa visione prospettica complessiva in cui hai fatto un po' il lavoro degli altri e sai che cosa ti serve per decidere bene, personalmente è un arricchimento, diciamo, come un arricchimento, non sarebbe, come dire, chiudersi. L'ultima cosa, questa la legge in realtà parla di sorteggio per tutti, come diceva il professore Giuffre, ma in maniera diversa, perché la componente laica, secondo il disegno, viene estratta a sorte da un elenco di eletti. Invece la componente togata, cioè magistrati, viene eletta non in maniera viene sorteggiata non in maniera temperata da un coacervo di soggetti eletti, ma a sorte assoluta da tutti i magistrati. Ma si arriverà al sorteggio temperato? Quello vediamo, non lo so. Ora voglio fare arrabbiare un po' i magistrati in collegamento. Vediamo se ci riesco. Ma perché quando il giudice, diciamo, in questo caso sbaglia, diciamo, nell'espletare il proprio lavoro, quindi significa che non, voglio dire, che se accusa, diciamo, l'accusa poi decade, se, diciamo, in qualche modo non succede niente, ecco, non si paga, diciamo, per l'errore, cosa che avviene in qualunque mestiere, no? Questo è un elemento, diciamo, che appartiene al dibattito dell'opinione pubblica, diciamo, e io sono molto d'accordo, diciamo, con quello che direte voi, lo premetto, però, diciamo, anche questo, diciamo, come dire, è un aspetto che nel dibattito anche sulla riforma della giustizia, in questo caso, che poi mette dentro tutto il vostro lavoro, deve essere chiarito, no? In qualche modo. Parto da Reale e poi da Nicastro. Ascolti, io però ho problemi di audio, a dire la verità. L'ultima sua domanda è sulla responsabilità. Gliela riassumo, diciamo, ancora in maniera più breve. Perché molti pensano che il vostro sia un mestiere dove quando sbagli non succede niente? No, pensano male, perché in realtà le responsabilità ci sono e ce ne ha tante il magistrato, ne ha responsabilità civili, penali, disciplinari, amministrative, contabili, le responsabilità ce le ha tutte. E le assicuro che paga e come, tanti... Come? Sulla carta. Sulla carta siamo d'accordo, poi sappiamo i numeri quali sono, però, scusatemi. Certe cose senz'altro, però allora, sicuramente la responsabilità diretta, non se ne può parlare di responsabilità diretta nei confronti del magistrato a livello civilistico. Sapete meglio di me, soprattutto gli esperti di diritto, che anche le carte internazionali impongono comunque di impedire qualunque forma di azione diretta, perché sarebbe proprio diciamo, la distruzione dell'autonomia e dell'indipendenza del magistrato. Queste tutte le carte internazionali lo riconoscono e sono sicuro che anche voi riconoscete e sapete benissimo, soprattutto davanti ai cittadini, che se un magistrato potesse essere chiamato a rispondere personalmente a livello civile di quelle che sono le sue decisioni, chiaramente prenderebbe sempre decisioni a favore del più forte e non sarebbe più un magistrato
libero, autonomo, indipendente, ma sarebbe soltanto un pavido, possibilmente un burocrate con la paura della decisione, che è proprio la cosa più insensata, più ossimorica, se mi potete passare il termine, per un magistrato che deve applicare la legge e che deve applicare e deve soltanto sentire le ragioni di diritto delle singole parti. Questo è indubbio e non vi può essere. Che poi a livello invece di fatto, come dice bene l'avvocato Antille, poi si possa discutere che statisticamente il numero delle ipotesi di responsabilità disciplinare possano essere inferiori rispetto a quelle che in qualche modo la gente ipotizza del sistema della magistratura, là ci sono tutt'altro genere di considerazioni da fare. Certamente non li risolve un'alta corte disciplinare. Se noi sottraiamo a quello che è l'organo di governo autonomo della magistratura anche per esempio il potere disciplinare, non è che aumentiamo e miglioriamo il sistema di responsabilità a carico del magistrato. Uniamo alle soggezioni interne che porta anche il Consiglio Superiore della Magistratura, per esempio nelle valutazioni di professionalità, aggiungiamo un controllo esterno disciplinare rimesso ad un organo che non avrà poi neanche, come posso dire, un secondo grado di giudizio se non davanti a se stesso, e rimette di fatto ad ad altri, come posso dire, parte della magistratura, limita soltanto alla parte di magistratura di legittimità la composizione di quel governo disciplinare, e così ponendo una maggiore gerarchizzazione e un ulteriore rischio di distinguere la magistratura in quella bassa e in quella alta. Questo è un ulteriore rischio. Il disciplinare è stato e può essere utilizzato come strumento, come una vera e propria clava interna nei confronti del magistrato. Non dimentichiamolo. E spesso e volentieri è stato utilizzato proprio nei confronti dei magistrati più indipendenti e di quelli che non appartengono alle correnti. Se vi domandate per quale motivo, lo capirete benissimo, perché l'ha detto già il professore Giuffre, e anche che però in questo momento fa un cenno dicendo che non è d'accordo su questa. No, non è che non sono d'accordo. Ma per precisare, dottore Reale, allora, se noi andiamo a leggere la riforma, intanto si ipotizza la costituzione di questa alta corte sotto l'egida della Presidenza della Repubblica. Già si ipotizza infatti la collocazione a Roma dell'alta corte, che dovrebbe essere un palazzo fra la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale. La composizione è quanto di più garantista ci possa essere e prevede 3 componenti nominati dal Capo dello Stato. Poi ci sono i componenti, altri 3 nominati dal Parlamento, e poi ci sono 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti, quindi i magistrati hanno la maggioranza sempre, e ci sono i requirenti, non è vero che non ci sono i requirenti, 3 sono requirenti, 6 saranno giudicanti. Tutti con funzione di legittimità. Tutti con funzione di legittimità, quindi legittimità. Sì. E questo è il primo profilo, quindi voglio dire, l'organo, garanzia, l'organo da composizione è altamente garantista e soprattutto è messo sotto l'egida della Presidenza della Repubblica. Si invoca tanto il carattere di terzietà, di potere equilibratore, di moderazione, di intermediazione del Presidente della Repubblica, e poi quando si mette sotto l'egida della Presidenza della Repubblica l'Alta Corte si dice che si perde l'indipendenza. Questo mi sembra un po' fuori centro. Sugli strumenti c'è molto da fare, sugli strumenti di valutazione dell'attività del magistrato. Sulla responsabilità civile sono d'accordo, certo ci si può lavorare per cercare di renderla un po' più effettiva, perché questo lo dobbiamo dire. Però per esempio c'è un altro profilo, la valutazione di professionalità dei magistrati. Io ho avuto occasione di parlare proprio al CSM di valutazione dei magistrati con il Presidente Santa Lucia, con il primo Presidente della Cassazione, col Procuratore Generale e con altri magistrati di merito e di legittimità in un dibattito, e ho studiato i dati. Allora, i dati delle valutazioni di professionalità sono impressionanti. Il 99,5-6% dei magistrati superano le valutazioni di professionalità. Questo vuol dire che le valutazioni di professionalità sono sostanzialmente date a tutti. Questo non va bene, perché se il magistrato deve legittimarsi attraverso la fiducia nel suo sapere tecnico,
un serio meccanismo di valutazione di quei magistrati che non fanno bene il proprio lavoro perché per esempio ritardano, perché non approfondiscono, perché non si aggiornano, è un elemento a tutela della magistratura, cioè i singoli magistrati dovrebbero volere valutazioni di professionalità efficaci ed efficienti, ma se la statistica ci dice che il 99,6% delle valutazioni sono positive, vuol dire che il meccanismo non funziona. Stiamo lavorando, aggiungo questo, alla circolare applicativa della legge Cartabia proprio per cercare di migliorare questo sistema. Devo dirle che proprio dai gruppi delle correnti organizzate vengono alcune resistenze per cercare di neutralizzare i nuovi meccanismi di valutazione previsti dalla Cartabia, però cercheremo di portare avanti una revisione di questi meccanismi con tutte le nostre forze a tutela del prestigio della magistratura. Nicastro, prego. Sì, visto che sulla responsabilità civile siamo tutti d'accordo, io vorrei porre l'accento su un concetto: che significa il magistrato che sbaglia. Il magistrato che sbaglia in sede penale deve essere, e sono tanti i casi di magistrati sottoposti a procedimento penale, alcuni dei quali si sono conclusi anche con la destituzione del magistrato, quindi una giustizia che deve giustamente essere doppiamente rigorosa nei magistrati a commento penale. Ma che significa il magistrato che sbaglia? Sicuramente non sbaglia il pubblico ministero la cui tesi nel processo non viene accolta dal giudice. Non sbaglia il giudice la cui sentenza viene riformata dalla Corte d'Appello, non sbaglia la Corte d'Appello quando la sentenza viene annullata dalla Cassazione. Quindi il magistrato che sbaglia è un concetto spot che però deve essere riempito di contenuti, perché altrimenti o sbagliamo tutti o non sbagliamo nessuno. Perché quante volte la mia tesi d'accusa non viene accolta dal giudice, o quante volte sentenze vengono riformate in appello? Quelli non sono errori, spaziamo il campo da questo. Le valutazioni di professionalità. Le valutazioni di professionalità sono... Beh, però scusi Nicastro se la interrompo, è giustissimo Prego. Tutto quello che dice lei, però è vero che in un meccanismo in cui diciamo, la giustizia in Italia è talmente lenta da determinare anche la morte sociale di un individuo, cioè non si può come dire, prescindere da questo. Cioè... E sono d'accordo con lei, e allora investiamo in risorse. Lei sa per esempio che noi non abbiamo la possibilità, cioè, dopo che riformano la sentenza d'appello, dopo che l'accusa viene la condanna viene riformata in appello, è chiaro che sono passati talmente tanti anni che quel cittadino diciamo, ha perso riformiamo tutto. Seriamente la giustizia, ed evitiamo che passino tutti questi anni. Diciamo, forniamo il sistema giustizia di mezzi, di risorse, ma che non sono magistrati, sono personale di cancelleria, sono uffici giudiziari. Voi sapete quanto è drammatica la situazione dell'edilizia giudiziaria a Catania, quanti processi saltano perché non ci sono i mezzi, non ci sono le aule, non c'è il cancelliere, quante volte siamo costretti a rinviare i processi. L'avvocato Antille, che è molto meglio di me frequenta le aule di giustizia, sa quante difficoltà ci sono, e questa è la vera riforma della giustizia che bisogna fare, perché un processo venga rinviato alla settimana dopo, non 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi dopo. Sono queste le vere riforme della giustizia. E quindi il magistrato che sbaglia, chi è il magistrato che sbaglia? Il magistrato che commette il reato è un magistrato che deve essere punito 2 volte, e questa è la mia opinione personale, e deve essere destituito il magistrato che commette il reato. Le valutazioni di professionalità, quante distonie vengono evidenziate nelle valutazioni di professionalità, che poi saranno distonie che magari non saranno idonee ad impedire la valutazione di professionalità, perché grazie a Dio abbiamo al 99% una magistratura preparata, una magistratura che si aggiorna, una magistratura diligente, una magistratura che sta 12 ore al giorno in ufficio. Quell'1% deve emergere, e il Consiglio Superiore della Magistratura è molto attento nel farlo emergere, come il professore Giuffre sa molto meglio di me. La giustizia disciplinare, gli illeciti disciplinari previsti dalla riforma del 2006 portano a tante condanne disciplinari. La nostra, lo possiamo dire con orgoglio, è una giustizia domestica tra le più rigorose nel sistema degli organi delle professioni. Questi sono dati che il professore Giuffre conoscerà, o ha il modo di conoscere molto meglio. Benissimo, chiarissimo. Siamo in chiusura. Stava aggiungendo qualcosa? L'ultima cosa sulla degenerazione del correntismo, perché non ho avuto la possibilità di intervenire. A meno di un minuto. 30 secondi. Prego. Si dice che anche in questo CSM
ci sono stati degli accordi spartitori, però carissimo professore Giuffre, io non ho sentito una volta, sarò stato disattento io, la sua voce sollevarsi in pleno per denunciare questi accordi spartitori. No, invece sì. Questa è una cosa che vorrei che lei mi chiarisse. Invece l'ho fatto, è tutto benissimo, registrato. Allora, grazie, andrò a verificare. Nello specifico, se lei va ad ascoltare il dibattito che abbiamo svolto per esempio sulla nomina del consiglio direttivo della scuola di magistratura, io ed altri colleghi siamo intervenuti molto duramente, perché lì secondo noi c'è stato un accordo spartitorio che peraltro, lo dico qui visto che siamo in un emittente catanese, ha pregiudicato anche un valente magistrato catanese che a nostro giudizio aveva tutti i titoli per sedere nel comitato direttivo della scuola. È tutto registrato, c'è il dibattto e lo abbiamo fatto la ringrazio anche perché il magistrato in questione era di Unità per la Costituzione. Sì, esattamente, appunto a dimostrazione di quanto siamo. Vabbè, grazie Nicastro, Antonio Nicastro, sostituto procuratore generale a Catania, grazie per essere stato con noi, grazie anche ad Andrea Reale, che ringrazio, grazie a voi, Ragusa, componente del direttivo dell'ANM, grazie al professore Felice Giuffre, siamo in chiusura. Avevo una curiosità, però la lascio lì, poi magari me la faccio dire in separata sede degli ospiti e ve la racconto. La mia curiosità è se esiste un sistema, diciamo, migliore di quello italiano in Europa per quanto riguarda la giustizia, i processi diciamo, tutta questa questione. Me la farò dire in separata sede degli ospiti. Allora, grazie anche a Giancarlo Cascino, presidente dell'ANM di Catania, grazie all'avvocato Francesco Antille, che è presidente della Camera Penale di Catania. Non so se ho ringraziato, grazie anche al professore Felice Giuffre, componente laico del CSM, grazie ovviamente anche ai nostri telespettatori diciamo, per aver seguito questa parte, restate lì perché ovviamente dopo la pubblicità ci sarà come sempre la buona notizia, scopriremo di che cosa parleremo oggi, insomma, un tocco di, come dire, di buona notizia subito dopo il dibattito, dopo la pubblicità. Rientriamo nell'ultima parte della nostra trasmissione, così come annunciato prima di andare in pubblicità. Adesso è tempo di buona notizia, quindi saluto Assia La Rosa che ci ha raggiunto, che ritroviamo insomma anche dopo un paio di diciamo un po' di pausa per le elezioni. Già la settimana scorsa abbiamo ripreso, oggi siamo ormai quasi... Ci sono mancate le buone notizie. Mancano sempre, guarda, le buone notizie mancano sempre. Buone notizie sotto l'ombrellone, oggi parliamo di qualità della vita delle persone fragili e parliamo di questo argomento e del nuovo centro diurno che è nato a Militello, Val di Catania, con la dottoressa Maria Rosa Panetta che è il direttore sanitario e Graziella Poliafico che è la sorella di un'assistita di questo centro diurno. Facciamo spiegare alla dottoressa di cosa si tratta. Benissimo, centro diurno... benvenute. Insomma. Grazie, buonasera. Centro diurno a battesimo il 24 maggio e questa è la buona notizia in un territorio dove non c'era un centro diurno. Sì, infatti, diciamo che è stato inaugurato il 24 maggio in occasione del compleanno del nostro fondatore, l'ingegner Francesco Lotrovato. Il dottor Giovanni Burtone, sindaco del comune di Militello e deputato regionale, presso l'aula parlamentare regionale ha ottenuto l'approvazione di un emendamento che ha permesso la realizzazione di questo progetto di cura e integrazione dei soggetti fragili. Ha quindi affidato la realizzazione di questo centro diurno al Consorzio Siciliano di Riabilitazione, il cui presidente è oggi il signor Sergio Lotrovato, figlio del nostro fondatore, per la pluridecennale esperienza in ambito riabilitativo del consorzio stesso. Dottoressa, quanti sono gli utenti all'interno del centro diurno, quanti gli operatori e cosa fate ogni giorno? Gli utenti al momento sono circa una ventina, poco meno di 20 utenti. Gli operatori sono la sottoscritta, la psicologa, 3 educatori, 3 OSA, quindi 3 operatori socioassistenziali e l'assistente sociale. Luca, in quel territorio non c'era un centro diurno, che vuol dire sostegno per i caregiver, ovvero i familiari degli utenti fragili. Questo vuol dire che per un paio d'ore al giorno la sorella, la madre, la figlia possono
ritagliarsi uno spazio di autonomia e riprendere in mano una vita, tra virgolette, se così possiamo dire, normale. Perché di fatto poi un'assistenza è 24 ore, cioè non finisce mai. Esattamente, come il caso di Graziella. Raccontiamo la storia di Pina, tua sorella, che ha 55 anni, una figlia. Raccontiamo cosa è successo negli ultimi anni. Io sono felice oggi di rappresentare qua mia sorella proprio per questo, perché ha una invalidità importante, scusate l'emozione, però diciamo che il centro diurno è stata un'opportunità bellissima che abbiamo colto da subito, proprio perché dà la possibilità a mia sorella di poter rapportarsi con gli altri, è felice la mattina si alza a un orario perché comunque sa che ha un impegno, poi abbiamo trovato un ambiente bellissimo, affettuoso, perché mia sorella va lì ed è accolta, a parte ovviamente tutte le attività didattiche a cui mi dicevano le operatrici che fa in modo, cioè fa volentieri, quindi questa è una cosa del tutto positiva. Graziella lavora, un anno fa, giorno in cui la sorella è rimasta vedova, sorella con sclerosi multipla, ha dovuto ovviamente accoglierla nella sua quotidianità, lei è la figlia e quindi oggi si cura e si occupa di Pina. Avere un sostegno da parte degli operatori è molto importante per poter continuare a condurre la propria vita anche professionale. Cioè la malata in questo caso esatto. trova assistenza e socialità, quindi insomma respira un po' un'area diversa rispetto alle 4 mura domestiche, e chi si occupa del malato in questo caso riacquista un po', per quello che può valere, insomma un po' di vita privata, vita personale, devo dire niente male come... Che può voler dire anche solo andare un paio d'ore a mare, andare dal parrucchiere, andare a sbrigare, a fare un po' di faccende domestiche, ecco, può voler dire normalità. Dottoressa, parole chiave del vostro centro, ieri mi ha detto integrazione e condivisione. Cosa fate all'interno? Quali sono i laboratori, le attività? Anche perché il centro ospita utenti di età differenti, è molto trasversale, hanno i bambini ma hanno anche, come è il caso della signora Pina, utenti adulti. Cosa fate? Il centro nasce appunto da qualche settimana. Prima di tutto inclusione e aggregazione, favorire la condivisione fra di loro, lavorare su quelle che sono le autonomie primarie del paziente, quindi la gestione dell'igiene personale, la cura del comportamento a tavola, la cura del controllo degli sfinteri, l'orientamento all'interno del centro. Abbiamo alcune foto che sono passate proprio mentre lei parlava, dove si vede come lavare i denti, come lavare i denti, come lavarsi, imparare a lavare le mani prima di sedersi a tavola, imparare ad aver cura del proprio posto a tavola, a gestire lo zainetto dentro cui portano la merenda, l'acqua, tutte attività che interiorizzate all'interno del centro si spera poi possano portare a casa, ed ancora una volta il cerchio si chiude, perché questo ritorna come sgravio del caregiver, che si ritrova un familiare che ha imparato a alzarsi e andarsi a lavare le mani, che ha imparato che finito di pranzare deve lavare i denti e che quindi non deve più star lì a pregare adesso andiamo a lavare le mani, oppure abbi cura di comportarti in maniera adeguata a tavola. Quindi si punta su questo, primariamente su quelle che sono le autonomie personali del paziente, ma da questo e da tutte le attività che si fanno al centro potranno partire diversi laboratori. Lei mi diceva oggi modelliamo la pasta di sale, domani la plastilina, domani potrebbe diventare un laboratorio per pizzaioli, aspiranti pizzaioli. Continuare questa filiera, magari fra un paio d'anni verrete qui a raccontarci come è nato il laboratorio dei giovani pizzaioli del centro diurno. Ma non solo questo. Ma come mai non ci sono centri diurni?
Probabilmente perché... Ce ne servirebbe uno a ogni città. Vabbè, presso i nostri centri del Consorzio Siciliano di Riabilitazione i centri diurni ci sono, nel Ragusano, nei centri del Ragusano c'è il centro diurno, nel Catanese a Via Grande c'è il semiresidenziale, però nel nostro territorio, nel comprensorio di Militello in Val di Catania, non c'era il centro diurno. Che poi rappresenta tutto il Calatino. No? Che poi rappresenta tutto il Calatino, infatti ospiti del nostro centro diurno non sono soltanto i residenti nel comune di Militello, ma i residenti di tutto il comprensorio, di tutti i paesi limitrofi del comune di Militello. Quindi se ne sentiva di fatto la necessità. La necessità, assolutamente. Ci sono, ma sono pochi, ricordiamolo Luca, per trasparenza, proprio perché la buona notizia vuole entrare dentro le dinamiche. I centri diurni sono finanziati dalla regione, l'utente non paga assolutamente niente, questo anche è importante perché è assistenza al 100%. Graziella, ma cosa ti racconta Pina di questo centro diurno? Quante volte a settimana ci va? Ormai sono 2 mesi, ecco, cosa fa? Quali sono le sue emozioni? Tua sorella è autonoma, no? Riesce a camminare, a parlare? Diciamo che ha acquisito un'autonomia quantomeno a casa, ovviamente per uscire fuori ci sono sempre io che l'accompagno e la seguo in tutto, come da tantissimi anni, però a maggior ragione adesso che è rimasta da sola. E quindi lei è felicissima già la mattina di andare al centro. Viene contenta proprio perché ovviamente in base a tutti i lavori didattici che fanno, quindi che possa essere, non lo so, un puzzle, che possa essere qualsiasi cosa, insomma le attività ovviamente odierne che sono diciamo predisposte dal centro, e lei comunque è felice di andare lì. Quindi anche questo a me mi rende quello felice. Che cerchiamo di raccontare, quanto una cosa, seppur piccola, come fare un puzzle, che per alcuni rappresenta una banalità, diventa una cosa importante, una ricchezza per altre persone, quindi bisogna valutare sempre ogni cosa dal giusto punto di vista. Quindi questo è anche quello che abbiamo voluto raccontare obiettivo in tutta questa lunga buona notizia che abbiamo cominciato, insomma, con l'inizio della nuova stagione del Punto. Dottoressa, prima di chiudere vogliamo salutare e raccontare chi sono gli angeli, tra virgolette, di questo centro diurno, ovvero tutti gli operatori che ogni giorno assistono i vostri 18 utenti. Sì, assolutamente sì, e che si adoperano perché questi ragazzi imparino a conoscersi, perché questi ragazzi imparino a riconoscere le proprie emozioni, ad accettarsi, e questo prelude alla possibilità di tanti altri laboratori espressivi, attraverso la produzione di elaborati come bricolage di fotografie, come disegni che domani potrebbero essere trasferiti su tela, che questo prelude ad un altro importante passaggio che speriamo di riuscire a concretizzare, un ponte tra il centro diurno e i cittadini dei paesi di appartenenza dei ragazzi, che potranno venire al centro e vedere gli elaborati dei ragazzi, la pizza, il quadro, il bricolage di fotografie, e quindi questo momento importante di condivisione e di conoscenza dei ragazzi fra di loro, che imparano ad accettarsi, ad accettare l'altro, ad accettare che l'altro lo ascolti, che l'altro parli, che l'altro lo tocchi, che sembrano gesti naturali, ma che dai nostri ragazzi spesso non sono accettati. Quindi questo ponte tra il cittadino e i nostri ragazzi, questo è quello che ci auspichiamo avvenga. Complimenti, Grazie. perché diventa una vera e propria famiglia dove trascorrere del tempo, quel tempo che prima molte persone trascorrevano. Tanto poi con l'arrivo dell'estate, insomma, sarà anche fondamentale, no? Anche in questo senso. Luca, la nostra parentesi di buone notizie finisce qui. Ringraziamo le nostre ospiti, la dottoressa Maria Rosa Panetta, che è il direttore sanitario, ricordiamolo, e Graziella Poliafico, sorella di Pina, che salutiamo. Questa è l'ultima buona notizia, no? Volevo dirti questo. Mi stai comunicando che questa volevo è dirtelo io. Non trovavi le parole. Esatto. Allora, questa è l'ultima buona notizia, lo dico io, perché insomma la prossima settimana faremo una trasmissione di chiusura e chiuderà il ciclo di questa stagione del Punto, quindi con un ultimo argomento che evidentemente riguarderà l'attualità politica. Siamo ormai, come dire, alle porte dell'estate, anzi siamo già in estate in realtà, e quindi insomma noi
noi liberiamo anche Assia che ci ha raccontato tutte queste buone notizie. Il senso era proprio questo, no? Cioè raccontare che il mondo è pieno di piccole storie di cui molto spesso non ci si accorge, se non quando saltano agli onori delle cronache. Noi l'abbiamo voluto raccontare in questo modo, con leggerezza, lo abbiamo voluto mettere dentro un contenitore che forse per alcuni è sembrato poco adatto, no? Perché si parla di politica, di attualità, insomma di questioni che riguardano poi gli approfondimenti diciamo che si leggono normalmente sui giornali, e ci è sembrato, ad alcuni dicevo è sembrato fuori contesto, a noi è sembrato invece calzante nel contesto, perché noi vogliamo raccontarle queste cose e metterle nei contenitori, diciamo, anche dove a volte sembrano stonare, però se poi unite i puntini queste note diventano intonate, quindi infatti, grazie Assia. Volevo ringraziarti per l'ospitalità, volevo ringraziare i miei ospiti per il tempo che hanno dedicato alla buona notizia e per essersi raccontati con grande trasparenza. Abbiamo raccontato tantissime belle storie, poi le trovate tutte ovviamente online attraverso le nostre pagine su YouTube, quindi insomma cercateci e certamente chi vuole rivedere queste buone notizie potrà farlo. Grazie Assia per essere stata con noi, buona estate anche a te, un saluto agli ospiti di oggi. L'appuntamento con Il Punto torna sabato prossimo, sempre qui su Telecolor. Grazie, buon proseguimento a tutti.